Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rome 2 Total War. Quest'oggi ci troviamo appunto nel menu principale proprio perché, come avete ben potuto leggere dai messaggi su Facebook, ho avuto un piccolo problema con il trasferimento dei salvataggi di Rome 2 da un hard disk all'altro e quindi purtroppo tutti i salvataggi, sia quelli con la campagna icenica che con la campagna macedone, sono andati perduti. Ma questo non è un problema proprio perché non eravamo neanche troppo avanti con la campagna macedone, avevamo fatto sì e no una trentina d'anni, una trentina di turni, quarantina di turni, quindi possiamo magari cominciare una nuova campagna, come ho visto molti di voi sono d'accordo, con una nuova fazione. Allora, non è un problema proprio perché vedremo di effettuare quasi tutte le operazioni che abbiamo fatto in passato e cercheremo di affrontare tutto al meglio. Siccome una campagna potrebbe essere, come dire, facendo l'esperienza con la Macedonia, potrebbe essere anche troppo lunga, vedremo noi di gestirci il tempo, gli obiettivi e tutto il resto, quindi non sarà neanche una campagna, ragazzi, infinita, come dire, lunga mille anni, ma gestiremo i nostri obiettivi al meglio per riuscire a controllare il tempo in prossimità anche dei prossimi giochi che usciranno. Quindi intanto vediamo di iniziare questa nuova campagna. Sicuramente voglio far capire, ragazzi, nelle impostazioni di vittoria potete vedere che qua nella vittoria militare potete notare mantieni 180 unità in tutto, 90 insediamenti. Beh, questi sono sicuramente obiettivi molto difficili da raggiungere in un tempo molto breve, per esempio di 2-3 mesi, come gioco io sicuramente, ogni tanto 30 minuti al giorno, quindi possiamo magari vedere un pochettino di ridurre questi 90 insediamenti in qualcosa, impostarci noi un obiettivo, perché davvero seguire questa campagna in un tempo davvero inferiore alla norma potrebbe essere molto potrebbe divenire tutto molto lungo. Quindi vediamo un pochettino di avanzare e decidere noi gli obiettivi col passare del tempo. Intanto questi saranno sicuramente gli obiettivi principali, quindi noi ci baseremo innanzitutto sulla conquista di queste 6 province in modo particolare, e invece per esempio di assumere il controllo di 90 insediamenti possiamo assumerne per esempio il controllo di 40-30 oltre questi, e ovviamente completare anche queste due sezioni. Ma 90 insediamenti, ragazzi, vuol dire davvero allungare la campagna in una maniera unica e davvero perdere anche l'efficacia della campagna. Quindi io diminuirei questo numero magari di una cinquantina di unità per rendere tutto magari molto più intenso. Questa è una mia idea, magari poi fatemi sapere la vostra opinione. La vittoria economica va bene, la vittoria culturale per adesso lasciamole perdere per quanto riguarda questa analisi. Per quanto riguarda la nuova popolazione, molti di voi mi hanno detto Roma, però per quanto riguarda Roma è una popolazione davvero, una civiltà molto comune all'interno di Rome 2. Io volevo utilizzare qualcosa di molto più particolare. Abbiamo provato gli Iceni, popolo sicuramente britannico, barbaro. Abbiamo provato anche la Macedonia, regno sicuramente di grande importanza a livello bellico, ma volevo provare ora qualcosa inerente all'ambito africano. Qualcuno di voi mi ha domandato appunto l'Egitto, qualcuno il regno persiano, però io ero molto più intento a scegliere l'Egitto, ragazzi. Mi piace davvero tanto e vorrei provare anche le sue unità. L'Egitto è il più antico impero del mondo, lo sappiamo. Allora il Nilo è quello che ha dato vita a questa grande civiltà e rappresenta sicuramente anche una sorta di dio e il motore di questa terra, mentre altri imperi sono già finiti nel dimenticatoio. I monumenti dell'Egitto non smettono di sbalordire anche al giorno d'oggi. Allora, vediamo cosa succede. Attualmente è governato da una dinastia greca fondata da uno dei generali di Alessandro Magno. Quindi potete vedere, ragazzi, possiamo anche continuare il regno di Macedonia. L'Egitto è ancora quel che è sempre stato, ricco, potente e influente. Ogni anno il Nilo fa tornare la vita nelle terre coltivate d'Egitto e i faraoni sono tranquilli, sapendo che il proprio popolo potrà prosperare e conquistare nuove terre e altra ricchezza. L'Egitto è una potenza che coniuga forza, maestosità e continuità. Quindi sicuramente possiamo renderci soddisfatti di questa nuova campagna. Partiremo dal 272 con una difficoltà ardua e vediamo un po'. Illuminismo tolemaico, sono famosi i tolemaici per la loro ricerca in campo fisico, astronomico, e quindi ottimi punti in più. Dinastia straniera, 25% della penalità sull'ordine pubblico a causa della presenza di etnie straniere, maledizione, però abilità navale, 1 al grado di esperienza per le reclute delle navi egizie. Allora ragazzi, iniziamo la nostra campagna. Impostazioni, aiuto in gioco, nessuno. Allora, mostra mosse del giocatore, sì. Realismo battaglia, no. Limite tempo battaglia 60 minuti. Ok ragazzi, iniziamo la campagna. Mi dispiace di aver perduto i salvataggi, però era davvero troppo bello per essere vero trasferire tutti i file senza nessun problema. Anche Eurotrack Simulator ha avuto qualche problema, cioè io me ne sono completamente dimenticato. Pensavo che ci fosse il cloud come per Battlefield, però
non c'è, quindi sicuramente anche su Eurotrack avrò perso i salvataggi. Comunque ragazzi, non preoccupatevi perché su Eurotrack non ci sono problemi, sapete, possiamo anche continuare il fuck you time con i lavori normali, con i camion sicuramente delle aziende, quindi questo è un problema secondario. Mi dispiace molto per Rom con la campagna con la Macedonia, però dobbiamo darci da fare perché davvero volevo continuare su Rom con qualche fazione, visto che la Macedonia non è più disponibile. Ricominciare con la Macedonia sarebbe brutto, ragazzi, percorrere di nuovo gli stessi passi, mentre cambiare luogo già è interessante. Abbiamo molta più esperienza con questa campagna ardua, sappiamo come gestire i soldi. Il problema è che l'Egitto, a differenza della Macedonia, è una terra molto vasta per adesso. Date un'occhiata. Ha osato dichiarare la propria indipendenza e bisogna dargli una lezione. Cipro rimane fedele, ma è a rischio di invasione, proprio come i tuoi possedimenti orientali. L'impero Seleucide in particolare rappresenta una minaccia. Si tratta di uno dei regni dei successori in disordinata espansione, deciso a mantenere il potere con ogni possibile mezzo. Allearti con Nabatene potrebbe aiutarti a tenerli sotto controllo. Continua a intrattenere rapporti commerciali con gli stati greci e sta attento alla slealtà dei Macedoni, in quanto anche loro potrebbero desiderare il controllo dell'ex impero di Alessandro. L'Egitto deve vincere. Allora, il solito obiettivo Annuit Captis. Sicuramente da un umile inizio nascono grandi imprese. Assumi il controllo di 3 province che siano di tua proprietà o satrapie e alleati militari. 2500 soldi. Allora, bene, ragazzi, diamo un'occhiata al nostro territorio iniziale. Alessandria come città principale, Menfi subito dopo vicino alle 3 piramidi. Più in basso notate che ci sono ben 2 insediamenti. Diospolis da questa parte e il mio Sormos proprio dall'altra parte proprio del Nilo. Benissimo, vediamo un pochettino, guardate che è fatto bene il Nilo, vediamo da dove parte. Mamma mia, guardate un pochettino, ancora continua, addirittura da queste parti ci sono anche altre province. Guardate, questa zona è pure fantastica perché non l'abbiamo mai esplorata e potrebbe essere molto interessante quindi giocare da queste parti, proprio in pieno territorio africano, Medio Oriente. Allora, Petra, altra cittadina quindi egiziana, e Gerusalemme. Benissimo. Abbiamo visto nella sezione della diplomazia che Atene è in ottimi rapporti, sicuramente siamo già in commercio. Cipro è la nostra satrapia, quindi è uno stato alleato, come potete vedere non stiamo commerciando, però siamo nettamente in amore, d'accordo. La Sirenanica è alla nostra sinistra e siamo in guerra, quindi attenzione. Dall'altra parte notiamo i Macedoni che sono contro di noi, notate il loro atteggiamento negativo. I Chidri, proprio da questa parte, potrebbero iniziare a rompere le scatole. Nabatene, eccola qui, Nabatene, potrebbe essere utile per attuare una campagna di amicizia. Sparta, attenzione, molto amichevole. Quindi io intanto inizierei con una crea satrapia. Chiedi a questa fazione di diventare una satrapia. Se sei abbastanza forte, se la proposta viene accettata, si guadagnerà la tua protezione ma perderà la maggior parte della propria libertà, diventando una marionetta. No. Vediamo abbiamo già un accordo un accordo commerciale. Vediamo un po', alleanza militare. Patto di non aggressione potrebbe essere utile per incementare i rapporti. Bene, vediamo un po'. Allora, sicuramente non possiamo chiedere un accordo commerciale perché non abbiamo forse più spazio. Vediamo un pochettino, quindi con Sparta, con Nabatene. Eccola qua, vediamo di creare qualcosa. Un accordo commerciale. Quanto otterremo? 184, va bene. Perfetto. Sulla difensiva è inaffidabile, quindi può andare bene. Vediamo un po', patto di non aggressione. Grandioso, quindi siamo molto vicini all'alleanza. Vediamo se invece l'alleanza potrebbe essere un'ottima strategia. Vediamo un po' bassa ancora, però forse un transito militare potrebbe no, io non voglio forzare ancora niente. Vediamo di rimanere calmi. Quindi da questa parte siamo protetti. Qua nel nord Sparta e Atene sono nostre alleate, quindi siamo tranquilli. La Macedonia è là sotto ma non è un problema. Quindi possiamo solo tenere d'occhio la zona della Libia e della Sirianica. Ricerchiamo, ragazzi, immediatamente la via di Horus, perché il calendario nilotico lasciamolo perdere. Quindi la via di Horus, campo di Pierici e caserme degli Osideros. Benissimo. Allora, abbiamo tanti soldi per adesso, i tesori del faraone si notano. Quindi questa è la cittadina avversaria. La nostra spia, che l'avevo vista da queste parti, potrebbe arrivare immediatamente verso sud per darci una mano. Il nostro
esercito è la casta di Horus. Come potete ben vedere, notiamo dei frombolieri, della fanteria, dei picchieri e sicuramente Tolomeo, il generale. Ok, grande sicuramente, come dire, ricercatore. Allora, vediamo. Alessandria io la potenzierei, visto che è molto vicina agli avversari, ma anche Menfi. Allora, innanzitutto potremmo creare un villaggio ellenico, perché questa è una satrapia, una sorta di colonia macedone. Però potremmo anche espandere la città con 4 punti di cibo. Dobbiamo decidere che città espandere. Più che espandere Alessandria, che è abbastanza grande, io espanderei Menfi, visto che siamo molto vicini agli avversari. Abbiamo già una caserma, ma io qua creerei qualcosa per l'agricoltura. Un podere, 4 al cibo, e sicuramente 40 attività agricole. Anzi no ragazzi, abbiamo l'ordine pubblico che scarseggia. Forse un terreno consacrato potrebbe essere interessante, quindi commissioniamolo. Bene, non possiamo espandere per adesso nulla, quindi vediamo alla casta di Horus di aggiungere qualcosa, come per esempio... Allora, analizziamo le unità. Cavalleria leggera, un esercito ben equilibrato, una cavalleria fulminante, quindi abbastanza forte. Picchieri egizi, contadini con picca, attenzione guerrieri con ascia della Caria. Questi guerrieri con ascia, armatura leggera, possono distruggere i fianchi e le retrovie del nemico, quindi hanno un attacco abbastanza considerevole, un morale alto. Fanteria, cosa cambia tra la fanteria? Vediamo e questi. La fanteria costa di meno, questi guerrieri sicuramente sono più abili, infatti. I lancieri nubiani sono sicuramente le solite lance, giavellottisti che sono sicuramente ottimi, e i nostri frombolieri. Allora, io direi di creare delle truppe di fanteria, 2 unità più una di cavalleria. Benissimo. Da questa parte la flotta, lasciamola per adesso così. Vediamo un pochettino di... vorrei solo andare un attimo un pochettino più in avanti, così, per vedere un po' cosa si nasconde da queste parti. Niente, non posso vedere. Meglio nascondere la flotta per evitare di perdere qualcosa. Allora, il porto vediamo di migliorarlo a cantiere navale, commercio, scafi sicuramente migliori e forniamo sicuramente nuove guarnigioni. Forse questo è l'unico porto che abbiamo, anche Miros Ormos. Ok, 1600 soldi, abbiamo pochi soldi ragazzi per adesso nelle casse, però possiamo intanto migliorare questa Darsene, al prossimo turno miglioreremo tutto. Quindi possiamo passare il turno ragazzi. Cosa succede? Puoi ancora emanare un editto? Perché un editto? Vediamo un pochettino. Entriamo in una nostra provincia. Ah, ok. Vediamo. Pressione fiscale, cibo, ordine pubblico. 10% della ricchezza derivante dagli edifici da commercio. Riduce il declino della popolazione in schiavitù. Nobile filantropia. Meno 5% di costi di costruzione. Arruolamento e navi. Negoziati con i mercenari. Meno 20% dei costi di arruolamento dei mercenari. Meglio ragazzi. 4 cibo e 4 ordine pubblico. Bene. Passiamo. Ragazzi, spero che questa nuova campagna vi piaccia. Sicuramente siamo... Che succede? Un alleato è stato attaccato. Allora, Cipro è stato attaccato dai Seleucidi, come vi avevo detto. Quindi sono i Seleucidi seguiti dall'intera armata degli Aria, Media, Parti, Persia, Sardi. Quindi ragazzi... Potete vedere che sono in netto vantaggio, anche se ci schierassimo accanto dai nostri alleati perderemo sicuramente, ci metteremo in situazioni davvero negative. Quindi rifiutiamo, rompiamo l'alleanza, non voglio entrare in guerra contro questo impero mostruoso. Per adesso cerchiamo di tenerci sott'occhio la provincia che abbiamo sulla sinistra. I Blenni, popolazione dell'Africa quasi centrale, molto vicini al canale di Suez. Accordo commerciale, ci pagano anche abbastanza soldi, profumatamente, benissimo. Quindi continuiamo. Non sono entrato in guerra ragazzi non per slealtà, ma per non impegnarmi su troppi fronti, visto che già la difficoltà è alta, non voglio premere su diversi fronti. Già il nostro impero è in declino, già così com'è, e Macedonia e Sparta fanno finire una bella alleanza. Allora, facciamo espandere intanto la cittadina di Alessandria, benissimo, e inoltre facciamo espandere anche una cittadina dell'est, come per esempio Gerusalemme. No, Gerusalemme. Ah, questa è un'altra provincia, la Nabatea. Ok, quindi Gerusalemme la possiamo far espandere, creeremo una città degna di nota, quindi vediamo di farla espandere. Benissimo, aggiungiamo immediatamente qualcosa per risollevare questo ordine pubblico, come per esempio un altro terreno consacrato. Terremo ragazzi 2 edifici consacrati in ogni provincia, quindi vediamo un pochettino. Qua possiamo collocare addirittura una periferia o una agorà, quindi io direi di mettere a Mio Sormos una periferia e qui una bella agorà. Benissimo, il nostro esercito è quasi
è quasi pronto per l'attacco. Abbiamo diversi picchieri. Io direi di aggiungere altre 2 unità di queste e un'altra di cavalleria, più un'altra unità di frombolieri. Bene, la spia è quasi arrivata. La porteremo un pochino più avanti. Avanza, bello. Perfetto. Eccolo qua. La nostra flotta la possiamo portare anche un pochettino più in là. Anzi, possiamo attuare modalità assalto. Quindi meno 50, vediamo un pochettino. Meno 20% al mantenimento. Assumere questa modalità costa il 50% del movimento. Potremmo sicuramente dar fastidio. Area marittima contesa. Quindi possiamo anche attuare questa modalità assalto. Effetto delle incursioni nei pressi delle rotte commerciali marittime. Quindi potrebbe essere utile per dare fastidio. Quindi assalto. Va bene, vediamo di passare il turno. Ragazzi, sicuramente questo video lo vedrete tra un po', però tra poco ci sarà la partita su Battlefield 4, mi raccomando, numerosi. Vediamo se riesco a caricare questo video prima della battaglia in Battlefield. La Sirianica nota la nostra grande potenza e ci propone un trattato di pace. Noi lo rifiutiamo immediatamente per cercare di contenere la loro, per cercare quindi di continuare ad avanzare. Allora, la ricerca di Horus è stata completata, i misteri elusini li conoscete benissimo, avremo sicuramente ordine pubblico e influenza ellenica per i prossimi turni. La nostra spia, la spia reale, questo ragazzone, Procoro, avanza e dà un'occhiata al popolo della Sirianica. Nota che non c'è nulla in questa città, però è sempre meglio essere prudenti, hanno 2 città, quindi è meglio avanzare e notare quindi il loro impero nelle loro più svariate possibilità. Allora, wow, guardate che figo ragazzi, altare di Iside, Imhotep, attenzione, Zeus Amun, Hathor Mat, Horus, Serapide, Santuario Reale. Allora, qualcosa che potenzi l'ordine pubblico davvero in maniera decisa. Ordine pubblico per turno, ordine pubblico influenza, ordine pubblico, 3 ordine pubblico, armi di livello 1 dell'attacco corpo a corpo dopo il reclutamento, potrebbe essere utile. 4 ordine pubblico e forniscere integro alle unità. Io direi ragazzi di utilizzare per adesso l'altare di Serapide in modo tale da avere anche ordine pubblico in più. È meglio lasciare un edificio ben posizionato e ben preparato per l'ordine pubblico che posizionarne tanti. Da questa parte le caserme di Elosideros, lancieri a cammello, cavalleria egizia, spadaccini galati, lancieri di leva con Teuro, spicchieri, quindi va abbastanza bene. Però non ancora ragazzi, perché a Gerusalemme hanno bisogno di aiuto e sicuramente anche a Petra. Quindi ho potenziato Petra, scusate ragazzi, non Gerusalemme. Però potremmo potenziare Gerusalemme per avere olio di oliva, cibo, attività agricole e crescita per turno. Quindi è meglio anche pensare a questi popoli dell'est. Mettiamo anche da queste parti un'altra unità di frombolieri e questa unità a breve partirà con all'attacco. Quindi abbiamo 3 lancieri, 4 fanterie, 2 fanterie più piccole, una va bene e con questi ragazzi conquisteremo. La nostra flotta sta continuando a dar fastidio. Guerra dichiarata tra chi? Atene e Macedonia, costruzione del tempio, rapporto del furiere e inverno. Ah, la tecnologia ragazzi, giusto. Vediamo un po'. Vorrei potenziare riforme dell'addestramento, l'assedio, immediatamente l'assedio per sbloccare le macchine d'assedio ragazzi, l'officina. Vediamo di passare ragazzi il turno. Allora, nuovo turno, nuova battaglia, eccoci arrivati. Il nostro esercito è abbastanza buono ragazzi, possiamo già procedere alla conquista perché non voglio neanche sovraccaricare molto il denaro nelle casse per riuscire quindi a espanderci. Ecco che avanziamo con il nostro grande esercito e come potete vedere la battaglia è già vinta, gli avversari non hanno grandi possibilità contro la casta di Horus, quindi possiamo addirittura circondarlo, però questo sicuramente farà morire i nostri uomini per via del logoramento. Risoluzione automatica, vittoria decisiva, facciamo sopravvivere più truppe possibili. Attenzione, colpaccio, attenzione, colpito nel piede e affondato il nostro bersaglio. Bene. Prima conquista da parte dell'Egitto ragazzi verso ovest. Vediamo di occupare l'insediamento perché non otterremo niente neanche dalle razzie, poco e niente. Quindi sicuramente possiamo occuparlo immediatamente. E sicuramente Tolomeo Filadelfo. Eccolo qua, il nostro grande Tolomeo. Eccolo qui, vediamo di potenziare le sue abilità, sempre più autorevole. E bene, questa nuova cittadina appena adesso conquistata, vediamo di convertire immediatamente il tempio in un altro terreno consacrato, perché in Libia dobbiamo sicuramente avere una nuova base d'appoggio e una darsena
commercio. I porti permettono e promuovono il commercio. Quindi 120 commercio marittimo. Vediamo un po'. Questo è per il cibo. Sì, potrebbe essere, ragazzi, utile per il commercio. Addirittura costa più di tutte. Però io ancora non la potenzierei, magari. Villaggio ellenico. Vediamo se possiamo potenziare qualcosa da queste parti. Vediamo un po'. Ah, addirittura il nuovo terreno consacrato. Vediamo un po'. Mercato del grano. 100 ricchezza locale. 10% alla ricchezza d'agricoltura. Ricchezza derivata dalle attività produttive. Ordine pubblico, ricchezza e attività culturali. Vediamo. Addirittura sì, potrebbe essere utile il mercato del grano per avere sicuramente una ricchezza maggiore. Quindi mercato del grano, giudicato. Bene, vediamo un po' qui. Vediamo un po'. Certo, da questa parte Petra, la cittadina di Petra si sta riprendendo. Purtroppo non possiamo creare nuove forze per via della scarsità di denaro nelle nostre casse. Allora, questa imbarcazione la miglioriamo nettamente con le nostre nuove con i nostri nuovi soldini. Perfetto, addirittura hanno degli scafi di livello 1 grazie alla nostra nuova il nostro nuovo porto, e vediamo di farli avanzare verso ovest. La spia scenderà immediatamente verso sud e darà un'occhiata a questa nuova cittadina che non ha appunto nessuno all'interno. Avanzerà nel deserto presso questa nuova oasi e cercherà di conquistare questa cittadina dando un'occhiata. Allora, la Sirianica si ferma qua. I Nasamoni sono addirittura un insediamento minore, non credo che daranno problemi. Allora, ad Alessandria l'ordine pubblico è aumentato, passiamo il turno. Attenzione, un nuovo achievement, liberatore. Vediamo un po'. Cittadina di Menfi sta aumentando le sue possibilità. Atene, mamma mia. Tanto anche Tylis, la popolazione di Tylis nel nord che rompe le scatole. Vediamo un pochettino. Olè, eccoci arrivati. Benissimo, altri soldi nelle nostre casse, vediamo di espanderci. Intanto con questa spia avanziamo per vedere un po' cosa si nasconde da questa parte. Ci sarà una bella battaglia, ragazzi. Intanto noi ci fermiamo qui per dare un'occhiata alla situazione. E con questi soldi, siamo addirittura in estate, vediamo di fare qualcosa di interessante. Per esempio, qui non credo di poter reclutare qualcosa, e questo esercito sicuramente non ce la farà a conquistare la città, perché sicuramente sono ben fortificati. Quindi è meglio anche aspettare le macchine d'assedio. Intanto qui a Morios Sormos non facciamo niente per adesso. Potenziamo le cittadine un attimino dell'est. Vediamo un po'. Attenzione, una polis ellenica. Addirittura possiamo migliorare l'ordine pubblico in maniera decisa. 3 ordine pubblico, 2, 4 ordine pubblico e reintegro delle unità. Però non saprei. Potremmo anche tentare, azzardare. Potremmo tentare anche l'altare di Atormat. Perfetto, con anche una ricchezza in più per le nostre nuove risorse. A Menfi possiamo per adesso lasciar perdere. Ok, addirittura arcieri egizi da questa parte. Io creerei anche, ragazzi, un nuovo esercito, delle nuove forze con un nuovo generale. Vediamo un pochettino qualche generale, meno 10%, cose di un edificio di attività agricole. Ok, potrebbe essere utile. Un nuovo generale, attenzione, elefanti a cavallo, ma più che elefanti a cavallo io sceglierei degli spadaccini reali con corazza, molto utili. Bene. E da questa parte creerei un secondo esercito di supporto con delle macchine d'assedio. Quindi creerei intanto dei lancieri nubiani. Eccoli qua, appena 2. E magari anche dei giavellottisti egizi. E poi metteremo anche delle macchine d'assedio, ragazzi, per completare un po' questo esercito. Passiamo. Bene, sta andando tutto discretamente, ce la stiamo cavando. Ho capito, ragazzi, vedete queste strisce gialle? Ecco questa striscia qua. Questa striscia rossa. In pratica nell'area della striscia rossa del mare possiamo saccheggiare. Nell'area gialla invece possiamo rimanere nella nostra zona. Attenzione, avanzano. Attenzione, la Sirianica avanza con la loro unità armata. Vediamo quello che succede. Intanto passa nuovamente il turno. Missione assegnata. Sconfiggi il seguente esercito della Sirianica. Gli Eraclidi. Ecco, seguaci di Eraclito. Archè del fuoco. Mamma mia, tra un turno sblocchiamo la nostra nuova abilità. Intanto con questa flotta rimaniamo qui perché potrebbe esserci d'aiuto. Quindi qua vicino la nostra spia avanza direttamente da questa parte e tenta appunto, no, più che un assassinio militare, una fornitura di veleno per rompere le scatole. Attenzione, avanzano nel deserto in pieno autunno. Nostra spia. Sabotaggio riuscito. E attenzione, perdono uomini. Allora, con questa ok, grado aumentato. Con questa unità
Vediamo di rimanere all'interno proprio della cittadina, ma più che una cittadina, ragazzi, cioè sì, è proprio un piccolo insediamento. In Libia, appunto, la Darsena è stata ultimata. Possiamo anche costruire un villaggio ellenico, ragazzi, proprio per dare ausilio ai nostri uomini. Però dobbiamo anche far qualcosa. Ecco, all'ordine pubblico. Dobbiamo pensare come investire bene questi soldi. Allora, Mirios Ormos, possiamo anche costruire un villaggio ellenico per iniziare quindi a dare una mano anche da questa parte. Anche a Memphis, Diospolis, lasciamola perdere per adesso questa cittadina. Vediamo un po', Gerusalemme e Petra come stanno andando. Per adesso Gerusalemme si può espandere e vediamo un po' cosa fare. A Gerusalemme io andrei a porre un campo di adunata per controllare la situazione nell'est. Bene, con questi soldi non possiamo fare più niente, ma qualche nuovo soldatino lo possiamo reclutare. Ok, così va bene, ragazzi. Metteremo le macchine d'assedio e poi basta. Allora, avanziamo. Ah, giusto, Procoro, eccolo qua. Vediamo di mettergli una nuova abilità. Assassino, attenzione. Cosa serve per l'assassino? Al grado 4, va bene. Sempre più possibilità di muoversi nella mappa. Passiamo. Ragazzi, questa campagna è molto intensa e molto bella, sicuramente, perché sto vivendo una nuova terra. Sto vivendo in una nuova terra all'interno della quale non c'ero mai stato, con popolazioni stranissime. Stiamo osservando quindi la mappa in maniera diversa. Sirianica si muove, attende quindi non so che cosa. Probabilmente che scopriamo... Attenzione, anche i Nasamoni ci dichiarano guerra, quindi due popolazioni contro di noi. Quindi molto attenti, ragazzi. Vediamo un po'. Allora, ingegneria completata, quindi sicuramente possiamo costruire una nuova zona di... come veniva chiamata, non me la ricordo, attenzione. Una specie di officina, giusto? Però purtroppo qui non possiamo costruirla. Dobbiamo attendere l'espansione di Mirios Ormos, magari. Quindi aspettiamo per adesso un attimino. Intanto addirittura qui a Parithon vediamo. Ah, anzi, possiamo costruirla qui ad Amnotium. Perfetto. Quindi intanto vediamo di fare qualcosa. L'ordine pubblico deve essere migliorato. E proprio tanto. Intanto metterei l'altare di Horus per avere ordine pubblico e armi di livello 1. Quindi utile. Bene, la nostra spia continuerà a dare fastidio a questo esercito con altra fornitura di veleno. Ferito, il nostro agente è stato ferito mentre era in azione. Vabbè, andiamo nella nostra sezione della ricerca e vediamo di scoprire qualcosa che ci possa aiutare. Per esempio, schermaglia... Anzi, scopriamo intanto l'ambito civile che può essere utile. Perfetto, ragazzi, per adesso, per questo primo video, io mi fermo qui. Quindi fatemi sapere la vostra opinione, ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti!